Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Palla Cicogna di Ponzano Veneto e ben ritrovati da Marco Pagano, Came Treviso Sporting Sala Consilina, è la 18ª tappa del campionato di Serie A calcio a 5 quinto. Oggi una serata importante per la Came Treviso che arriva con 2 sconfitte consecutive a questo appuntamento. Ha perso contro l'L84 nella prima del girone di ritorno, ha perso contro l'Active Network nell'ultima di campionato. Oggi ospita uno Sporting Sala Consilina che è pienamente in salute, arriva dal 5-0 contro il Pomezia, ha raggiunto il quinto posto in classifica ma non vince in trasferta, addirittura dal 21 di novembre ha pareggiato contro Catania e Feldieboli in quest'ultimo tracciato, 4 gare senza successi, lontano la Sala Consilina per la squadra di Conde che oggi arriva chiaramente con la favore del pronostico, vista la classifica e visto anche un ottimo stato di salute. Arbitrano Copat di Pordenone, Chiara Perona di Biella insieme a lui e Soligo di Castelfranco Veneto a cronometrare questa 18ª gara tra Came Treviso e Sporting Sala Consilina. È una 18ª giornata del campionato di Serie A calcio 5 che prosegue anche in questa lunga serata in cui si gioca in contemporanea su più campi. È iniziata la 18ª giornata già ieri con la clamorosa sconfitta dell'L84 Torino contro l'Active Network. Sta vincendo 4-3 il Pomezia contro il Capurso. È iniziata alle ore 20 la gara tra Mantova e Roma 1927, 4 gare in contemporanea alle 20:30 qui dal Palla Cicogna per Came Treviso Sporting Sala Consilina. È uno Sporting che ha di certo, come detto, il favore del pronostico, arriva da una sola sconfitta nelle ultime 6, ha perso nella prima del girone di ritorno 5-0 contro il Napoli, ha pareggiato con il Catania, ha vinto con Mantova e Cosenza, ha pareggiato anche con Eboli come detto in trasferta, ma soprattutto arriva da un 5-0 sonoro che ha dato ancora più robustezza ad un periodo molto positivo all'andata al centro sportivo meridionale. Lo scorso 5 di ottobre terminò 5-2 per lo Sporting con le doppiette di Vidal e Arillo, rete di Del Mestre, in rete per la Came Ciuton e Antoniazzi. Primo possesso adesso il primo giro palla per lo Sporting. Sul fischio di Copat si parte, è iniziata la 18ª giornata anche qui al Palla Cicogna. Col possesso per lo Sporting Sala Consilina, Diaz a muovere il possesso. Igor, uno degli ex di questa giornata alla Came Treviso nella stagione 22-23, poi palla filtrante interessante, c'è uno scorcio, Diaz punta verso l'area, rientra, poi scarica all'indietro per un pallone che viene calciato verso la porta, deviato sotto porta. Pietrangelo, primo intervento di questa serata, a riacciuffare il possesso, a far ripartire la Came Treviso dal basso. Giappa Vieira ha cercato di far girare questo pallone dall'altra parte senza trovare l'appoggio di Luisigno, di certo due degli uomini più interessanti per Silvo Rocia. Rinvio lungo, un tocco di Luisigno, si riparte direttamente dal basso con lo Sporting ad impostare in questo avvio. Diaz prova a farsi vedere, viene in avanti, Igor sbaglia la linea di passaggio, è una traccia che termina direttamente in fallo laterale, non può correggere qui Arillo e la Came riparte dal basso costruendo con Dunin. Sul tocco di Diaz, possesso Came Treviso, rilancio lungo in verticale per andare direttamente sul fondo. Si ripartirà da Fiuzza che raccoglie questo pallone oltre la linea di fondo, dà indicazioni ai suoi per ripartire. Nelle ultime qua alla Palla Cicogna, Came è imbattuta contro lo Sporting, pareggiò l'anno scorso 3-3, vinse la stagione 23-24 invece per 3-1. Cerca oggi di dare seguito con un risultato positivo
Recupero alto da parte di Donin, potrebbe andare anche in porta, calcia col sinistro e sblocca la partita. Dopo 1 minuto e mezzo Donin è in vantaggio, la Kame Treviso 1-0. Vantaggio immediato al primo tiro in porta, di fatto Donin sblocca il risultato. Kame Treviso subito avanti. Doccia fredda per lo Sporting, che era la quarta difesa di questo campionato in avvio di questa 18ª giornata. Arrivava da 9 gol subiti nelle ultime 3. Una squadra che di certo ha il suo punto di forza là dietro. Qui intanto fallo ai danni di Arillo. Qui inquadrato ex Catania e Sandro Abate. Si riparte con il possesso per Diaz, smistato all'indietro Igor. Scarico dall'altra parte dove c'è Arillo, movimento a rientrare di Igor. Sovrappone Arillo che perde però un brutto pallone, ripartenza per la Kame che prova a distendersi senza riuscire però a trovare la conclusione di Chapa Vieira. Ottima l'uscita da parte di Fiuza. E adesso rimessa in favore dello Sporting. Partita a rilento la serata della squadra di Conde. Fiuza. Appoggio comodo per andare direttamente da Diaz. Pallone perso però, ripartenza per Giapaviera che allarga dall'altra parte. Gran parata da parte di Fiuza e calcio d'angolo, chiusura sul tentativo d'esterno di Luisigno. E qui rivediamo primo angolo e per la Kame Luisigno. Scarico per Donin che ha sbloccato il risultato in avvio di gara. Per Donin il terzo gol di questo campionato, qui presa semplice e fallo anche in attacco. A terra Igor, si riparte dal possesso per lo Sporting. Donin sulla pressione di Diaz, sbaglia qui l'appoggio, riconquista alto lo Sporting. Diaz con l'esterno fa girare la soluzione direttamente sul fondo, nessun problema per Lorenzo Pietrangelo che potrà ripartire col possesso. In questi primi 3 minuti di fatto nessun reale pericolo per la porta della Kame Treviso. È entrato anche Azzoni nel Kame, qua si fa vedere Azzoni che alza una traiettoria pericolosa sopra la traversa. Altra chance per la Kame in questo avvio. E questo lancio dalle retrovie di Luisigno, trovato alle spalle di tutti e soprattutto alle spalle di Diaz per calciare alto. Luisigno torna in possesso, la Kame, sprecato qui il giro palla da Azzoni. Rossi a rimettere in gioco per lo Sporting. Scodellato questa palla in avanti, interessante per Foti che ci arriva in anticipo anche su André Ferreira. Foti qui però è l'ultimo a toccare. Il possesso per la Kame. Cambio lato eseguito benissimo. Shooton a terra, c'è fallo, è il primo fallo di questa serata per lo Sporting. A terra Joseph Shooton, come detto, gol all'andata per lui. 5-2 complessivo per lo Sporting. Shooton lascia, andrà alla battuta Antoniazzi.
Angolo stretto, ma Antoniazzi vuole andare comunque col mancino verso la porta di Fiuza. Va Antoniazzi, calcia col sinistro, deviazione, calcio d'angolo. C'è stata deviazione, in cui la rivediamo. Adesso angolo già battuto dalla Came Treviso. Il possesso all'indietro, la conclusione di Luisinho Murata. Schuton. Bissoni a correggere all'indietro. Pietrangelo al rinvio. E diventa la traiettoria del 2-0. Dal rinvio Lorenzo Pietrangelo trova il raddoppio, secondo gol in campionato. Una saetta dalla distanza per raddoppiare il vantaggio Came. Il gol di Pietrangelo che raddoppia questo vantaggio all'interno dei primi 4 minuti, in cui di fatto la Came sta provando ad imporre il proprio gioco. Il gol di Pietrangelo ha messo di certo in chiaro le cose, chiamato immediatamente il time out dalla panchina di Conde. C'è qualcosa che non sta funzionando in questo avvio dello Sporting, che in trasferta ha conquistato 11 dei 30 punti complessivi in questo campionato. Come detto, non vince da novembre, sì, ha pareggiato su campi complicati come quello del Catania e della Feldieboli. Adesso entra in campo per lo Sporting Italo Rossetti a scaricare all'indietro il suo primo pallone. Sporting che riparte sotto di 2 gol. Rossi, uscita non semplice sulla pressione di Antoniazzi. Deve intervenire anche Fiuza. Errata la traccia di Rossi, rimessa per Antoniazzi. Rinvio direttamente tra le braccia di Lorenzo Pietrangelo, che ha raddoppiato il vantaggio della Came da qualche secondo. E adesso Luisinho a distendersi la Came. Schuton, non c'è fallo, si riparte dal basso. Antoniazzi a ripulire questo pallone, l'anticipo su Bissoni e Italo Rossetti in possesso per lo Sporting, all'indietro direttamente da Fiuza. Sporting in avanti, traccia interna. Rossetti vorrebbe girarsi, Antoniazzi su di lui col tacco a illuminare la giocata che si chiude con un triangolo. Schuton fa ripartire adesso la Came. Antoniazzi vorrebbe andare in porta, poi libera dall'altra parte per la conclusione da parte di Ferreira. Gran risposta di Fiuza, resta in partita lo Sporting che si distende dall'altra parte con un'altra bella conclusione di Foti, schermata da Pietrangelo. Doppia chance prima per la Came Treviso. In contropiede ha avuto la chance Simone Foti. Prima grande chance per lo Sporting in questa gara. Calcio d'angolo battuto all'indietro per la conclusione stretta e Murata. Rossetti sotto porta non corregge, palla che resta lì pericolosa, allontanata alla fine da Antoniazzi. Altro tiro dalla distanza con deviazione da parte di Bissoni, ne sarà calcio d'angolo. Palla scodellata sul secondo palo dove c'è Rossi. Rossetti commette fallo in attacco e allora possesso per la Came.
Antoniazzi va dentro con un pallone invitante per la corsa di Luisigno. Facile risposta da parte di Fiuzza. Lo Sporting riparte solo per un attimo, rimessa laterale per la squadra di Felipe Condé. Rimessa per Foti, c'è l'ok per ripartire. Sistemato lo scarbino di Igor, che scarica in zona Diaz. Finta, Diaz prova a rientrare e poi l'appoggio per Rossetti. E fuori misura. Schuton riparte da Pietrangelo, altro lancio lungo in verticale per la girata di testa di Bissoni. Qui buco difensivo, ci prova Arillo che non riesce però a trovare luce per il tiro. Arillo all'indietro, Igor conclude in diagonale e sarà rimessa per lo Sporting, che ha preso coraggio però in questa fase. Partita sicuramente più equilibrata rispetto a quanto visto in avvio, con la Came Treviso che ha segnato nei primi 4 minuti 2 gol. Qui Arillo strattonato a terra senza fallo, prova a ripartire la Came Treviso, che lancia questo pallone per alleggerire la pressione dello Sporting. Sala con Silina, Diaz, già Paviere in pressione, Diaz si libera in tempo del pallone, adesso addomestica un pallone scomodo, Arillo mette dentro. Non c'è nessuno a toccare sul palo lontano, si riparte dal possesso per Pietrangelo, qui inquadrato il numero 9 dello Sporting, Sala con Silina, 19 reti in questo campionato. Donin, dribbling non riuscito, Igor tocca, è rimessa per la Came Treviso. Indica la distanza Copat, rimessa già battuta. Azzuni all'indietro. Luisigno tocca direttamente il soffitto del Palacicogna e allora sarà possesso per lo Sporting, che riparte con l'ingresso di Del Mestre. Cambio pallone e si riparte. Igor Diaz torna dal capitano, Igor corregge quando poi l'appoggio di Foti e scarica all'indietro, un pallone complicato che termina direttamente in calcio d'angolo. Ci sono tante difficoltà per lo Sporting. Sala con Silina quando prova a costruire dal basso. Buona la pressione ben organizzata dei ragazzi di Silvio Rocha, che costringono all'errore lo Sporting. E calcio d'angolo adesso per la Came Treviso, Donin va dentro, girata non riuscita, Foti prova a ripartire adesso in gran velocità, c'è una strattonata punita adesso con il fallo e il primo cartellino giallo della serata. In netto ritardo Azzoni ha provato a frenare la corsa di Carlos Del Mestre. Primo ammonito dopo 7 minuti e 7 secondi in questa gara. Le indicazioni da parte di Silvio Rocha. Deve difendersi la Came Treviso. Diaz alla battuta, lascia uno schema per Igor che calcia potente. La risposta quasi sulla linea di Antoniazzi. Rimessa battuta Del Mestre. Traccia interna dove c'è Igor, torna da Del Mestre. Diaz
a spazio, vorrebbe l'appoggio, poi rientra, campionato eseguito, Foti calcia col destro, chiusura di Antoniazzi e poi la conclusione da parte di Igor, potente ma imprecisa, palla sul fondo. Fiuza, Diaz, apertura per Del Mestre che è passato in qualche modo, Del Mestre che cattura il suo secondo giallo in questa serata, questa volta ammonizione per Ercolesi che era appena entrato ma sta lievitando la prestazione di Carlos Del Mestre. Quarto fallo da parte della Came Treviso in questa serata, in questo primo tempo. Nelle ultime due occasioni gialli per cercare di contenere le iniziative di Del Mestre. Prima di azioni e poi giallo per Ercolesi nell'ultima punizione abbastanza simile a quella vista in precedenza. Sul pallone c'è Diaz. Tocca Igor, calcia trovando l'angolino, gol dell'ex, torna in partita lo Sporting, 2-1. Segna il capitano, segna Igor, il gol del 2-1 all'angolino, trova una respinta così di Pietrangelo, riaperto il risultato. E adesso si riparte da Fiuza, fallo in attacco, punizione per la Came. È cambiata l'inerzia della partita, merito anche di un ottimo ingresso di Del Mestre. La punizione battuta, schema per liberare il tiro di Igor che ci aveva provato in precedenza. Diaz a correggere, a pescare nuovamente Del Mestre che scappa via. Pietrangelo questa volta, senza pensarci troppo, calcia direttamente sul fondo. Arillo vorrebbe lo scarico, trova Diaz che conclude con deviazione, sarà calcio d'angolo ancora per lo Sporting. Sala Consilina. I pensieri di Felipe Conde su questa battuta per Del Mestre che schiaccia la conclusione sul fondo. Non era facile coordinarsi in volée a questo tipo di colpi, però il numero 29 dello Sporting Sala Consilina. Igor batte immediatamente per Arillo che allarga dove c'è Del Mestre anticipato. Fiuza ad accelerare adesso il giro palla, trova Diaz che calcia col sinistro e grande parata da parte di Pietrangelo in calcio d'angolo. Non era facile questa volta per Lorenzo Pietrangelo, deviazione e poi mano aperta per andare in corner. Arillo non la tiene in campo, Rizzigno è già pronto alla battuta. Battuta, la rimessa a Came con Donin che riparte dal basso, giro palla completato, l'anticipo su Giappa Vieira. Rossi all'indietro, pallone per Del Mestre, termina direttamente sul fondo. Antoniazzi a ripulire, Donin, due tocchi per tornare da Antoniazzi. Giappa Vieira
Non trova qui la traccia per andare in verticale. Ha recuperato subito il possesso lo Sporting Sala Consilina. Del Mestre, scarico all'indietro. Rossi si la cava quasi in un fazzoletto. Arillo si può girare, arriva sul fondo Arillo, deviazione sotto porta e sarà calcio d'angolo dopo il tocco di Antonazzi. Angolo battuto col tacco Arillo questa volta. Bissuni lavora questo pallone. Trovato Luisigno, chiuso il triangolo, non passa Schuton, la palla non è uscita. Foti a rinviare proprio sul numero 10 della Camere Treviso. Non riesce lo scarico di Italo Rossetti. Pietrangelo al rinvio lungo nella terra di nessuno, si ripartirà da nuovo possesso per lo Sporting Sala Consilina quando abbiamo superato da poco la metà di questo primo tempo. Rossetti a ripulire questo possesso, torna indietro da Rossi. È entrato anche Josip Giurlina, palla verticale per Rossetti che crolla a terra sul tocco di Antoniazzi, decisivo per andare in calcio d'angolo. Intervento pulito di Antoniazzi che salva di fatto la Camere Treviso in questa situazione. Per l'arbitro Copat nessuna irregolarità. Giurlina va dentro, duetta con Rossetti, chiuso, la palla è uscita e sarà rimessa dal fondo per la Camere Treviso. Ercolessi rischia, Antoniazzi qui esce con le mani Pietrangelo. Ercolessi trovato tra le linee Giappa Vieira e anche l'ultima a toccare, rimessa già battuta. Russell indietro, Giurlina prova a passare, Giurlina calcia sotto porta, Antoniazzi corregge, palla che resta lì pericolosa e prova a ripartire adesso la Camere Treviso. È isolato però Schuton, perde un brutto pallone, poi torna in possesso Antoniazzi. 8:33 all'intervallo, 2-1 per la Camere Treviso. Si butta dentro Schuton anche per trovare spazio per il tiro, chiusura di Foti non fallosa e riparte adesso la Sporting Sala Consilina che calcia col sinistro di Italo Rossetti. C'è deviazione e sarà calcio d'angolo. Qui la chance in ripartenza per lo Sporting Sala Consilina. La parata da parte di Pietrangelo. Rossetti torna in possesso immediatamente lo Sporting. Movimento di Rossi, sovrappone Rossetti senza fallo, Antoniazzi interviene qui sul pallone, sarà rimessa per lo Sporting Sala Consilina. Si rialza Bissuni, ma qui Antoniazzi ha qualcosa da dire anche all'arbitro Perona. Giurlina sterza, torna da Russi, Giurlina, Antoniazzi su di lui, Rossetti anticipato, può ripartire adesso la Camere Treviso con Antoniazzi che trova Schuton che allarga benissimo con i tempi giusti per la conclusione
di Ercolessi. Risponde presente Fiuza. Questa la conclusione con il destro di Marco Ercolessi, che adesso è dentro l'area, viene anticipato da Rossetti, palla che termina sul fondo dall'altra parte. Può essere sicuramente soddisfatto di questo primo tempo Silvio Rocia, anche se negli ultimi minuti, dopo il gol del 2-1, la Came Treviso ha concesso qualche palla gol di troppo. Adesso gara che sembra essere tornata più in equilibrio. Bissoni all'indietro, tocco su Shudon. La rimessa già battuta da Diaz. Fiuza. Foti. Rientra. Scarica all'indietro. Diaz non può calciare. Igor chiuso. La rimessa per lo Sporting Sala Consilina. Igor. Foti. Torna dal 17. Fiuza. Ha trovato l'appoggio già Paviera. Aggredito alto questa volta da Diaz. Trovata comunque la traccia per passare da Luisigno. Adesso attacca lo Sporting, un'altra chiusura però di Bissoni. Non riesce a ripartire la Came Treviso. Sei e 26 all'intervallo. 2-1 per la Came Treviso che regge. Diaz scarica. Conclusione deviata sul mancino di Igor. E sarà nuovamente possesso per lo Sporting Sala Consilina. Si è fatto male nell'ultima occasione Luisigno. Nulla di grave per il numero 19 della Came Treviso. E adesso possesso battuto per lo Sporting, gestita male però. Questa occasione da calcio d'angolo, non riesce ad intervenire Carlos Del Mestre. E adesso Ercolessi alla battuta. Antoniazzi, Ercolessi, dribbling non riuscito, l'ultimo tocco è di Arillo. Prova a ripartire Del Mestre che scarica dall'altra parte, trovato libero Diaz. Igor torna da Del Mestre. Arillo spalla alla porta. Cerca un appoggio, poi si gira e torna da Igor che deve alleggerire direttamente per Fiuza. Schiacciata all'indietro la Came Treviso a difesa di un vantaggio preziosissimo in questo finale di primo tempo. Qui Arillo allarga il braccio, commette fallo e giallo anche per lui. Quinto fallo dello Sporting Sala Consilina e primo giallo di questo primo tempo per la squadra di Felipe Conde. Si riparte con il possesso per la Came Treviso, avanti sul risultato di 2-1. Le reti in avvio di Donin e di Pietrangelo.
parte della Kame, il 2-1 dell'ex Igor Del Mestre. Movimento di Igor che va dentro. Del Mestre va per concludere in porta. Centrale in questo caso Pietrangelo senza grossi problemi, rilancia in avanti. E Del Mestre torna immediatamente in possesso. Anticipo netto su Ercolessi. Arillo sterza, cade a terra. Alla fine Del Mestre prova a tornare sul possesso. Azzoni chiuso, è lui però l'ultimo a toccare, anzi no, l'arbitro Davide Copat corregge immediatamente e il possesso sarà per la Kame Treviso. 4:43 dall'intervallo. Luisigno che lascia questa battuta ad Azzoni. Luisigno calcia sul muro difensivo dello Sporting. Antoniazzi sbaglia, qui l'appoggio per Luisigno. Possesso per lo Sporting Sala Consilina, non ha funzionato qualcosa nei movimenti. Carlos Antoniazzi scuote la testa, è rimessa adesso per Carlos Del Mestre. Igor Diaz, Del Mestre anticipato dall'aggressione alta di Ercolessi che però la perde. Arillo rientra la sposta Del Mestre. Luisigno segue il movimento di Arillo. Diaz con l'esterno, palla che passa, Arillo non riesce a controllarla e allora Pietrangelo ha vita facile in questo caso. Rientra Schuton, entrati adesso negli ultimi 4 minuti di questo primo tempo. Schuton riesce ad arrivare per primo sul pallone, anche a tenerlo in campo. Luisigno, Sala Antoniazzi, ha provato a innescare il movimento di Azzoni, non era facile con un pallone violento che attraversa di fatto tutta l'area di rigore e Fiuzza potrà ripartire dal basso. È rientrato in campo Felipe Melo Rossi. Foti qui sbatte e allora si riparte ancora da Rossi. Arillo dalla distanza, murato il tentativo. Fiuzza, allora la squadra più aggressiva. Foti a supporto. Arillo rimasto largo, torna da Simone Foti con l'esterno da Rossi. Foti non passa, e contropiede per la Kame Treviso, appoggio comodo in avanti per la girata di Luisigno che ci prova con questo scavino. Palla sul fondo. Giurlina, appoggio non riuscito ma deviato e quindi rimessa per lo Sporting. Giurlina, vedete in campo Italo Rossetti. Fiuzza, solita giocata a schiacciare la Kame all'indietro, ragiona palla al piede lo Sporting Sala Consilina. Giurlina, Rossi torna dal 19. Giurlina schermato anche dal movimento di Foti, Giapaviera su di lui. Giurlina rientra. Rossi, Rossetti, Foti, trovato libero in questo caso Giurlina che può rientrare, seguito però da Schuton. Rossi lascia per la conclusione, protetta da Pietrangelo che è già rilanciato in avanti e adesso è aggressiva la Kame Treviso in ripartenza. Non era facile questo pallone da tenere per Giapaviera. E allora Rossi in possesso, ultimi 93 secondi
di questo primo tempo con la Kame Treviso avanti sul risultato di 2-1. Giurlina calcia murato da Vieira. Semplice rimessa per lo Sporting Sala Consilina. Anche Arillo a discutere con la propria panchina. Rossi può ripartire. Fiuzza. Giurlina. Non passa in questo caso la giocata di Giurlina. Fiuzza. Giurlina. Rossetti si gira e conclude alto. Antoniazzi. Rilancio lungo di Bissoni nel vuoto. Di fatto la Kame Treviso sta attendendo la sirena per andare all'intervallo sul risultato di vantaggio, ma c'è ancora da soffrire in questo finale su uno degli ultimi affondi dello Sporting. Giurlina rientra, cerca lo spazio, libera per Melorossi. Giurlina. Rossi. Torna da Giurlina. Dribbling eseguito. Foti. Rossi dentro l'area. Foti non può calciare in anticipo da parte di Donin. E a 17 secondi dalla sirena il possesso è ancora Sporting Sala Consilina. Rimessa battuta. Si alza direttamente Fiuzza. Catturare questi ultimi secondi. Giurlina. Non forza il tiro. Italo Rossetti. Murato. Rimessa a 4 secondi dall'intervallo. Ottima prova difensiva fino a qui della Kame Treviso. La girata di Rossetti. Di poco sul fondo. Se l'era inventata questa giocata Italo Rossetti, che a 3 secondi dall'intervallo ha cercato di calare il jolly in questo pomeriggio infrasettimanale. Rilancio lungo di Pietrangelo, non c'è più tempo, termina così il primo tempo sul risultato di 2-1 per la Kame Treviso. Decidono per adesso le reti di Donin e Pietrangelo, non basta il 2-1 dell'ex numero 17, il capitano Igor. Termina 2-1 per la Kame Treviso. Noi adesso ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa qui dal Palacicogna.
Pronti a tornare in campo alla Palacicogna di Ponzano Veneto, è avanti 2-1 la Came Treviso. Grandissima prestazione da parte di Pietrangelo, decisivo nel gol del 2-0 e anche un paio di interventi di livello per il portiere classe 95 che non ha potuto nulla sulla rete dell'ex Igor, che ha dimezzato almeno per adesso lo svantaggio dello Sporting Sala Consilina. È una gara aperta, chiaramente non può essere altrimenti, con lo Sporting che è andato sotto nel risultato 2-0 ma poi ha saputo rispondere anche con una prova di coraggio, di fatto raddrizzando una serata partita male. Torna in campo anche Jopa Vieira, si è visto poco nel corso del primo tempo, vedremo il capitano della Came Treviso come risponderà in questa ripresa. Tutto pronto per questa ripresa, intanto conclusa sul 4-3 la gara tra Promezia e Capurso, uno scontro diretto là dietro che di fatto ridefinisce la corsa alla salvezza. Per questo diventa ancora più importante per la Came Treviso tentare di vincere questa sera. Sta vincendo nella gara iniziata alle ore 20 3-1 il Mantova, che sta facendo 3-3 nel girone di ritorno. E allora anche la Came deve correre da dietro e mantenere questo vantaggio in questa ripresa contro lo Sporting Sala Consilina. Si riparte dal risultato di 2-1 con rilancio in avanti di Luisigno, palla recuperata immediatamente dallo Sporting con Giurlina che lavora questo pallone indietro. Foti, Rossi, Giurlina, sterza sul destro, Rossi. Adesso possesso per Italo Rossetti che lascia Giurlina e Jopa Vieira a mettere in fallo laterale. Pronto Giurlina alla battuta, dentro c'è anche Foti, non riesce la sponda di Italo Rossetti. Ultimo tocco da parte di Luisigno e quindi rimessa affidata nuovamente a Giurlina. Sarà calcio d'angolo. Rossetti fuori, scarico, Giurlina lavora per Rossetti, non c'è deviazione in questo caso. Italo Rossetti ci ha provato, palla che termina direttamente sul fondo. Si riparte da Pietrangelo, primo pallone per la Came Treviso in questa ripresa. Avvio targato Sporting Sala Consilina. Qui Donin si fa murare da Rossetti, rimessa per la ripartenza dal basso della Came Treviso. Luisigno, terra Vieira senza fallo, ma possesso che torna ad essere immediatamente dello Sporting Sala Consilina. Giurlina non riesce a trovare Rossetti, allora Jopa Vieira impegna le mani di Fiuza. Prima occasione di questa ripresa, il tiro da parte di Jopa Vieira ad impensierire immediatamente l'uomo Felipe Fiuza. Questo è il movimento di Vieira, bello il tiro col destro, ma centrale. Rimessa, battuta all'indietro, conclusione sborzata e Jopa Vieira ha un'altra opportunità. Due tiri ravvicinati per il capitano della Came Treviso che, come detto, si era visto poco nel corso del primo tempo. Adesso sta prendendo in mano la squadra, scarica dall'altra parte. Donin forza la giocata, palla sul fondo. Altro tiro della Came Treviso che non sta a guardare in questo avvio e prova ad allungare nuovamente sul +2. Fiuza, Rossi, anticipo da parte di Jopa Vieira, lavorato questo pallone per Luisigno. Donin, Vieira, non c'è fallo, fischiato, sarà rimessa per Donin. A terra però Jopa Vieira, subito un colpo alle spalle il capitano della Came Treviso.
non al meglio. Torna ad attaccare l'area di rigore. Donin lascia questa battuta, conclusione smorzata sul tiro del numero 22. C'è la deviazione di Giurlina. Bissoni alla battuta per la Camere Treviso. Chiamato movimento in area, palla ad uscire per Luisigno. Ci prova Donin. Bissoni. Perso il possesso, lancio lungo per Giurlin, anticipato. E allora Pietrangelo. Verso Giappia Vieira. Non era facile controllare questa traiettoria per Fiuza, che la rimette in gioco immediatamente per Rossetti. Altra grande parata di Lorenzo Pietrangelo. Sulla conclusione con l'esterno di Rossetti non era facile arrivare su quel pallone, traiettoria scomoda, ma va giù benissimo Pietrangelo. Giurlina rischia. Adesso angolo battuto dal mancino di Bissoni, che adesso è un'altra chance, inquadrato Fiuza. Donin. Bissoni torna da Pietrangelo e calcia in avanti. Questa volta non si fa superare Fiuza, la palla è sopra la traversa. Nel primo tempo ha rubato il tempo all'uomo Felipe Fiuza con un rinvio che si è incastrato sotto la traversa. Per il gol del momentaneo 2-0 Lorenzo Pietrangelo, che adesso ripartirà da una nuova rimessa dal fondo. Qui inquadrato Italo Rossetti. Non sta funzionando almeno per adesso la sua serata. Anticipo di Igor. Di testa a mettere fuori il capitano dello Sporting Sala Consilina. Luisigno. Bissoni rischia, torna poi l'indietro da Pietrangelo, che ripulisce per Luisigno. Giappia Vieira, scavalcato dalla traiettoria, torna sul pallone ma non lo tiene in campo, e quindi rimessa per lo Sporting Sala Consilina. Diaz muove all'indietro dove c'è Fiuza. Stanno andando i primi 3 minuti di questa ripresa. È tornato in campo Del Mestre, che allarga dove c'è Diaz, pronto a rientrare sul mancino. Del Mestre punta, calcia con deviazione, rimessa per lo Sporting. Igor torna indietro, calcia col sinistro Diaz senza riuscire a mettere in pericolo la porta di Pietrangelo. Luisigno lavora questo pallone per Donin, prova a chiudere il triangolo in velocità. Donin non passa, poi sì, provando una deviazione, rimessa e calcio d'angolo per la Camere Treviso. Indicazioni di Donin anche ad Antoniazzi. Battuta dentro questa traiettoria, colpita da Antoniazzi sul fondo. Adesso in possesso, torna alla Camere Treviso. Antoniazzi, terza, mancino potente in porta, ma centrale. Del Mestre, movimento in verticale di Arillo,
chiuso da Antoniazzi, possesso Sporting. Indica 4 in area Silvio Rocia, il suo Akame Treviso si deve difendere. Igor va dentro con deviazione, ripulita l'area da Shuton. Igor, si alza anche Fiuza, torna da Igor, sterza, ce l'ha sul destro e calcia Igor con deviazione. Altra bella parata di Pietrangelo, offerta direttamente da Fiuza, questa traccia centrale, direzione sotto porta. Il calcio d'angolo per lo Sporting con la palla che passa sotto le gambe di Pietrangelo, che qui è rischiato. Del Mestre, Igor, torna da Del Mestre, ripulito questo possesso Fiuza. Del Mestre, Diaz, tocco di Antoniazzi che si era alzato per seguire il movimento di Carlos Del Mestre. Adesso Fiuza con la solita traccia già vista nel primo tempo. Arillo, Diaz, punta, arriva sul fondo, cross facile per Pietrangelo. Adesso si distende la Akame Treviso che può andare in contropiede con Donin che sterza. Pallone interessante per Ercolessi che allarga adesso per tenerle in campo. Non era facile per André Ferreira. Del Mestre cerca spazio, glielo impedisce André Ferreira. Torna in possesso il 29 dello Sporting che sfida adesso Ferreira. Diaz, Igor, appoggio in avanti per Arillo, non c'è fallo da parte di Shuton. Ancora nessun fallo in questa ripresa dopo 5 minuti e 22 secondi. Protesta in questo caso il numero 9 dello Sporting, Attilo Arillo. L'uscita da parte di Fiuza che rimette in movimento subito Arillo. Si gira Arillo, murato nel tentativo, la palla resta lì. Del Mestre prova a spostarsela. Del Mestre trova lo spazio per calciare e ancora una volta ad intervenire ci pensa Antoniazzi. Sta alzando il muro difensivo l'Akame, ci riprova lo Sporting. Del Mestre, Arillo, sterza, Arillo calcia e ancora Antoniazzi a vincere. Un'altra sfida. È la terzultima difesa del nostro campionato, l'Akame Treviso che arrivava da 11 gol subiti nelle ultime due. Questa sera grande prova della difesa della squadra di Silvio Rocia. E adesso Fiuza sotto la traversa, ci ha provato Fiuza senza incrociare, però un pallone che termina sul fondo. Ci riprova Fiuza che scarica in avanti per Italo Rossetti, l'uscita da parte di Pietrangelo e palla in calcio d'angolo. Russi lavora questo pallone, calcia, palla sul fondo. Buona chance questa per Fiuza che ha calciato di poco sopra la traversa. Palla verticale,
provato l'anticipo su Bissoni e allora riparte nuovamente Giurlina. Foti dalla distanza, pallone altissimo. Sette minuti trascorsi in questa ripresa. Giappa Vieira lavora questo pallone all'indietro, inserimento tentato in area, conclusione ribattuta sul muro difensivo. Italo Rossetti prova a ripartire adesso, l'arbitro per adesso non fischia nessun fallo. Un Giappa Vieira che si rialza in questo momento. Rossi, inserimento di Foti che prova a passare sulla diagonale, però inseguito molto bene da Bissoni. È rimessa dal fondo per la Camere Treviso. Bissoni, lungo Ercolessi direttamente tra le braccia di Fiuza. Giurlina, Melo Rossi, Giurlina con l'esterno, Italo Rossetti, Melo Rossi scarica all'indietro trovando Giurlina che rientra, non può calciare. Giappa Vieira tocca per ultimo in altro possesso per lo Sporting, che però in questa ripresa, al di là della grande occasione raccolta nel secondo tempo da Fiuza, non ha avuto tante chance di andare a tiro. Giurlina all'indietro, calcia in questo caso Melo Rossi, palla sul fondo. Pietrangelo, Luisinho, Bissoni rischia, trova la traccia interna per andare da Ercolessi. Luisinho attira su di sé la pressione di Italo Rossetti, è pericolosa. Alla fine Luisinho si deve liberare in tempo del pallone con Giappa Vieira che torna indietro. Bissoni aggredito ancora da Rossetti, Giappa Vieira al rinvio e palla recuperata dallo Sporting con un'ottima aggressione offensiva. Rossetti adesso guadagna metri. Giurlina, sfida Bissoni. Giurlina se la sposta sul destro, Bissoni lo mura e riparte adesso Giappa Vieira in contropiede. Giappa Vieira potrebbe anche andare al tiro. Giappa Vieira deviato in calcio d'angolo. Andrà alla battuta Tiago Bissoni. Movimento di Donin, pescato all'indietro. Luisinho a supporto, Donin prova ad andare, Rossetti ha letto in anticipo il movimento di Donin, alla fine non riesce a ripartire. Giappa Vieira si mette una gamba, rimessa già battuta. Arillo chiude il triangolo, palla che non passa. Bissoni a controllare questa traiettoria, palla che termina in fallo laterale. Trascorsa quasi metà della ripresa, regge almeno per adesso il vantaggio della Camere Treviso. Donin, Luisinho, movimento di Antoniazzi, prova a pescare l'inserimento di Donin, palla che passa direttamente in fallo laterale. Fiuza allarga, Arillo sterza al limite, prova a calciare con deviazione. Pietrangelo se la ritrova lì dopo il tocco di Antoniazzi e rimette in movimento Donin anticipato. E allora Diaz a ripulire questo possesso, torna da Igor, è tornato in campo anche Del Mestre che punta all'area. Luisinho su di lui, Del Mestre direttamente sul fondo senza deviazione. Si ripartirà da Lorenzo Pietrangelo.
Ercolessi allarga, Donin non passa sulla pressione di Igor e allora riparte Arillo che punta all'area, Arillo a terra con fallo questa volta di Luisinho. È il primo fallo di questa ripresa, piazzato interessante per lo Sporting. Sala Consilina. Qui chiede un giallo Igor che per l'arbitro non c'è, questo è l'intervento in ritardo di Luisinho che ha tentato di arrivare sul pallone. Arillo ha coperto molto bene e adesso vuole andare lui alla battuta. Conta i passi Davide Copat. Igor e Arillo sul punto di battuta, in due a schermare la traiettoria verso la porta, protetta da Pietrangelo. Resta soltanto Ercolessi, Donin qualche metro più indietro. Va Igor col destro in porta, o almeno quella era l'idea, palla sul fondo. Rilancio da parte di Pietrangelo, colpo di testa di Rossi, palla che termina in fallo laterale, ottiene il massimo in questa situazione Come Treviso. Donin calcia col destro, sotto porta non c'è una deviazione facile e allora riparte lo Sporting Sala Consilina. Diaz, Rossi allarga, Arillo passa in qualche modo, Arillo calcia con deviazione e mette in corner Antoniazzi. Ottima prova del numero 5 della Come Treviso. Adesso Igor alla battuta. Non è angolo ma resta nei pressi lo Sporting. Igor all'indietro. Del Mestre se la sposta sul sinistro e calcia. Gran risposta di Pietrangelo. Bella la conclusione della distanza di Del Mestre. Arillo ha provato qui un appoggio molto complicato in volée. Palla che scivola dopo deviazione in fallo laterale. Igor. Arillo sfida Ercolessi. Rientra Arillo inseguito da Ercolessi. Lascia il pallone Arillo. Diaz torna dal 9, Arillo crea lo spazio, poi l'appoggio Igor. Ruleta. Diaz rientra sul sinistro, lascia per Arillo che adesso può calciare. Arillo in mezzo a tre, la fa sbucare ma tra le mani di Pietrangelo. Altra ottima occasione per lo Sporting in questa ripresa. Questa è la giocata in un fazzoletto di Attilio Arillo che calcia con la punta trovando Pietrangelo. Del Mestre. È chiaramente un monologo in questa ripresa per lo Sporting che ci prova a testa bassa per cercare di completare la rimonta iniziata nel primo tempo. Con Igor adesso in possesso. Diaz resta largo, può rientrare. Arillo non passa, poi prova il filtrante mettendo fallo in attacco. È il primo fallo dello Sporting in questa ripresa. A terra Antoniazzi. Punizione per la Come Treviso. È dolorante dopo il colpo ricevuto. Si rialza in questo momento Giancarlo Antoniazzi. Intanto altre indicazioni per Silvio Rocha. Appena un successo
nelle ultime 4 in casa contro il Pomezia ad inizio 2026. È anche vero che la Camera Treviso nell'ultimo periodo ha ospitato le 3 big di questo campionato, perdendo con L84 Torino, Catania e Feldieboli. Oggi contro la quinta della classe sta provando a ripulire questo score. Schuton conquista la rimessa, Antoniazzi alla battuta, scarico per il numero 10, Antoniazzi va dentro, mette in ritardo questa traiettoria da Giappa Vieira, che comunque va ad applaudire un'idea di Antoniazzi. Schuton con l'esterno, Giappa Vieira, spalla alla porta, se la porta avanti con l'esterno, poi crolla a terra e fallo, è il secondo di questa ripresa da parte dello Sporting. Fallo di Foti che ha trascinato a terra Giappa Vieira, adesso piazzato in favore della Camera Treviso. 7:44 alla sirena, c'è ancora tanto da giocare, la gara resta fortemente in equilibrio. Antoniazzi lascia la battuta, poi tocca all'indietro per la conclusione che porta sul 3-1 la Camera Treviso. Schema ben riuscito, torna sul +2 la squadra di Silvio Rocia nella festa sul 3-1, e anche per André Ferreira pescato qua da Antoniazzi. 3-1 per la Camera Treviso. E forse nel momento in cui sembrava essere in difficoltà, qua la Camera che torna al tiro con Giappa Vieira, trovando un'altra ottima parata, la Camera trova il gol. Qui bella risposta da parte di Fiuzza. Foti al rinvio che termina in fallo laterale, torna sul +2 la Camera Treviso con il gol di André Ferreira. È il 6º gol in questo campionato per l'ex Pescara e Pesaro. Qua chiusura di Rossetti che torna sul possesso, Rossetti non passa, poi sulla chiusura di Bissoni è rimasta a terra Giappa Vieira nel buon contatto proprio con Italo Rossetti, e Foti a prendersela con il capitano della Camera Treviso. A terra Giappa Vieira, momento delicato della partita, lo Sporting Sala con Selina che stava tentando di completare la rimonta. È tornato a -2. Intanto Giappa Vieira è ancora a terra. Si riparte col possesso per lo Sporting. Un po' attimi di tensione, una gara in cui chiaramente ci si gioca tanto. Rossetti qui non riesce a passare su Bissoni. Foti
torna in possesso, rischia di perderla, poi trascina a terra l'avversario senza commettere fallo, non fischia in questo caso Copat. Palla che passa, Rossetti calcia con deviazione, non sta fischiando più nulla Copat, che però in questo modo sta facendo innervosire la partita. Giallo qui per Lorenzo Pietrangelo, ammonito. Adesso è pronto a tornare in campo anche Ercolessi. E 45 al termine, 3-1 per la Kame. Conclusione schiacciata Antoniazzi, c'è deviazione e quindi altro possesso per la Kame Treviso. Chiaramente in questo modo sta anche rallentando il ritmo di rincorsa dello Sporting, che aveva approcciato molto bene questa ripresa, trovando un paio di occasioni interessanti, e per adesso sta reggendo molto bene là dietro la fase difensiva della Kame Treviso. Pietrangelo va al tiro, ribattuto il tentativo, Rossetti anticipato, Rossi la tocca e allora ci arriva anche in scivolata Pietrangelo, oggi grande protagonista di questa partita. Rossi, Giurlina allarga, Italo Rossetti, Arillo, Giurlina, lavora questo pallone per Rossi, Giurlina, entra Arillo che calcia e gran risposta da parte di Pietrangelo, la palla resta lì pericolosa, schizza in calcio d'angolo, altra chance per lo Sporting. Serve un pallone, è entrato in campo anche Diaz, col portiere in movimento in questa fase lo Sporting per cercare di tornare sul -1. Giurlina apre, Diaz a controllare questo pallone, Rossi, Giurlina, Arillo, largo Rossetti, Rossi anticipato, non riesce però a ripartire la Kame Treviso, si dispera. In questo caso Giopa Vieira, Rossi, Giurlina, allarga, Rossetti tocca all'indietro, Giurlina, bella Rossi, Arillo, pochi spazi, largo Diaz, torna all'indietro, sta studiando il varco per entrare in area di rigore lo Sporting. Sala con Silina, l'uscita della Kame Treviso con la conclusione che termina direttamente sul fondo. Giopa Vieira non riesce a trovare lo specchio. Ultimi 5 minuti, Rossetti a terra, ma il fallo è in attacco. È molto nervoso in questa ripresa Italo Rossetti. Prova a difenderlo anche Igor dalla panchina. Pronto il cartellino l'arbitro Copat che lo ammonisce. 4,56 alla fine, doppio vantaggio per la Kame Treviso. Luisinho, chiuso il triangolo in ripartenza, Arillo scarica a destra, Rossetti calcia, risposta di Pietrangelo in calcio d'angolo.
Diaz a scodellare l'indietro, nuovo possesso per Giurlina. Arillo, Rossetti, Giurlina, braccia interna, pallone complicato, Giurlina prova a tornare in possesso, l'uscita di Luisinho che si divora il gol del 4-1. Rossetti a terra, questa volta il fallo lo riceve. Scatta anche l'ammonizione per Bissoni. Adesso calcio di punizione interessante per lo Sporting Sala Consilina a 4:28 dalla fine. Squadre che ovviamente torneranno in campo nel venerdì di Serie A calcio a 5 quinto. La Came Treviso lo farà contro il Capurso in una gara molto importante per la zona bassa della classifica. Arriva invece l'L84 Torino in casa dello Sporting Sala Consilina. Adesso Mello Rossi a studiare la miglior soluzione per andare al tiro. Poggiola indietro. Arillo, Giurlina, Mello Rossi, Diaz, Italo Rossetti, Diaz, Giurlina, Arillo, Mello Rossi, allarga Diaz, aggressione di Antoniazzi, Diaz va in difficoltà, Giurlina, torna da Rossi, Diaz, apre, Giurlina, non può calciare, Arillo, Arillo, calcia, murato il tentativo e palla che schizza direttamente in fallo laterale. Stringe il tempo, 3:36 per rimontare il -2. Lo Sporting Sala Consilina testa bassa ad attaccare in questo finale. Giurlina, Rossi si gira, murato. E alla fine rimessa per lo Sporting. Da ritoccare il punto di battuta. Questo indica Copat ad Italo Rossetti che ha già battuto. Giurlina, Mello Rossi, Diaz, Giurlina dentro, palla che passa, Arillo all'indietro, Diaz lascia il pallone per Rossi, la palla resta in campo. Arillo, Rossi, Giurlina, tiro ribattuto. Pietrangelo con i pugni ad allontanare la minaccia, con Rossetti che raccoglie immediatamente. Giurlina, Rossetti, Mello Rossi, Arillo. Ultimi 2 minuti e mezzo, regge per adesso il doppio vantaggio della Came Treviso. Giurlina, scarico, Arillo, zona tiro, Mello Rossi allarga, Rossetti lascia per Giurlina che può calciare, finta Giurlina e Pietrangelo in calcio d'angolo. Il tiro di Giurlina deviato in calcio d'angolo a 2 minuti e 8 secondi dalla fine. Chiamato il time out da Felipe Conde, che ha bisogno di vedere con i suoi questi ultimi schemi per provare a rimettere in pista la partita.
È una gara molto complicata per lo Sporting, partita di certo in salita in avvio di primo tempo con il gol immediato subito da Enrico Donin. Una mazzata probabilmente anche psicologica è arrivata con la grande prestazione di Lorenzo Pietrangelo, che ha trovato il gol del momentaneo 2-0 e anche due grandissime parate all'interno di questa serata. Non sta bastando per adesso il gol dell'ex Fernando dos Santos Igor, il 3-1 per il momento porterebbe un successo preziosissimo alla Kame di André Ferreira. Adesso Diaz scodella questo pallone all'indietro, si riparte con l'ingresso anche di Igor. Arillo, Igor, Mello Rossi sbaglia l'appoggio, possesso per la Kame. E allora torna in campo Fiuza. Luisinho, appoggi in avanti, Giappa Vieira prova a trattenere questo pallone, c'è fallo subito dal capitano della Kame, fallo di Igor. Punizione per la Kame Treviso, Schuton sul punto di battuta a raccogliere secondi preziosi, rinvio di Pietrangelo in avanti, non passa Giappa Vieira ma il possesso resta a Kame Treviso. Schuton, rinvio di Pietrangelo direttamente in fallo laterale, torna in campo Diaz. 93 secondi per cercare di raddrizzare una serata storta per lo Sporting Sala Consilina. Giurlina lavora questo pallone, si riparte da Igor, largo Arillo. Igor, Diaz, scarico, Igor, Arillo, finta, Diaz, cerca spazio, Mello Rossi in buca ma non riesce qui a trattenerla Arillo, palla che scivola in rimessa laterale, 67 secondi alla fine. Igor alla battuta, sterza Igor, calcia dalla distanza senza imprimere la forza dovuta, e palla che si spegne sul fondo. Igor di testa ad allontanare, palla che resta lì, rimessa laterale per Sporting, che riparte adesso dal proprio capitano Arillo. Igor calcia senza però prendere la misura, palla che si spegne sul fondo, 45 secondi alla fine. Palla che passa per Giappa Vieira, che calcia però su Fiuza. Un calcio d'angolo in un finale in cui la Kame Treviso ha avuto il jolly per chiuderla in anticipo. Bissoni, lanci in avanti, Rossi e poi fallo da parte di Igor. Quinto fallo in questo finale a 32 secondi dalla fine per lo Sporting Sala Consilina, che anche nel primo tempo aveva concluso con 5 falli ma senza mandare la Kame Treviso al tiro libero.
Pietrangelo in avanti. E adesso possesso per lo Sporting a 25 secondi dalla fine. Arillo, scarico Igor, allarga, Diaz cerca il fondo, cross che arriva dentro l'area e Arillo non ci arriva. La sfiorata o la toccata quanto basta Antoniazzi per mettere fuori giro Arillo. Igor, scarico, Melo Rossi torna dal capitano, Igor non passa e alla fine Rossi deve tornare ad impostare a 5 secondi dalla fine. Igor calcia con la punta, ribattuto, Rossi lascia il pallone ma non c'è più tempo. La Kame Treviso raccoglie i suoi primi punti di questo girone di ritorno, vince 3-1 contro lo Sporting Sala Consilina e festeggia il ritorno al successo al Pala Cicogna. È un successo importante che mette fine ad una serie di risultati negativi. Arrivava da 2 sconfitte consecutive la Kame Treviso, termina invece con un'altra sconfitta esterna la serata dello Sporting Sala Consilina, che come detto tornerà in campo venerdì per ospitare l'L84 Torino. Prossimo impegno per la Kame sul campo del Capurso venerdì. Con le immagini che vi giungono dal Pala Cicogna noi vi salutiamo, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.